canto numero 406. Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga, tu mi doni il tuo perdono, la cederà, ti chiamerò mio Salvatore e tornerò su con te. Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male. Mio Redentore, e resterò sempre con te. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il Signore sia con tutti voi. Fratelli, siamo alla quarta domenica di Quaresima. La liturgia ci parla della fede. La fede è un dono per tutti, ma è un dono che deve essere corrisposto. È come una lampada che illumina i nostri passi e riempie di speranza il nostro futuro. Gente di Gesù, la luce vera dell'uomo, lui solo può dirci: chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce. Per celebrare degnamente l'Eucaristia chiediamo al Padre, che conosce tutto di noi, che ci venga incontro con la sua amabilità e con il suo perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, Padre della luce, che conosci le profondità dei cuori, apri i nostri occhi con la grazia dello Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in Lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nel Padre Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Samuele. Il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando
Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non alla sua alta statura, io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo, l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Stare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il grete. Samuele a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bell'aspetto. Disse al Signore: alzati e ungilo. E lui, Samuele, prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo Spirito del Signore irruppe su da quel giorno in poi. Parola di Dio. Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle scura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno pace. Davanti a me tu prepari una messa sotto gli occhi. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Dalla lettera di San Paolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi per gli dei luce. Ora il frutto del consiste in ogni bontà. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio e persino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si mangia è luce. È detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io sono la luce del mondo, dice il Signore, e me avrà la luce della vita. Onore a te,
Signore sia con voi. Vangelo secondo. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco, volendolo guarire, fece con la saliva del fango, spalmò gli occhi del cieco, gli disse: va a lavarti alla piscina di Siloè, che significa inviato. Quindi andò, si lo e allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano è lui, altri dicevano no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva loro sono io quello. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango quelli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi e mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui? Dal momento che ti ha occhi. Egli rispose: è un profeta. Quelli insistono: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Se sia un peccatore io non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo. Da quel mondo non si è mai sentito aperto a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi. E lo cacciarono fuori dalla sinagoga. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò lì, tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: e chi è il Signore perché io credo? Gli disse: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, l'itinerario di male trova in questa quarta domenica il suo centro. A metà del mattino siamo a rallegrarci e a proseguire il nostro cammino con fede. Il nome antico di questa domenica è di introito: rallegrati Gerusalemme, perché la Pasqua del Signore è vicina. Il contenuto dominante di questa celebrazione è il tema della luce, o meglio dell'illuminazione, che Gesù compie affinché noi possiamo vedere spiritualmente e camminare nella sua luce. Gesù è la luce vera, come dice Giovanni, ogni uomo.
L'uomo, questo essere bisognoso di luce, di illuminazione, è ben rappresentato dal cieco, dalla nascita che Gesù ha guarito a Gerusalemme. Il Vangelo di Giovanni è un racconto lungo, abbiamo scelto alcune parti soltanto, ben costruito, all'inizio dei catecumeni, di quelli che si preparano al battesimo e che lo riceveranno nella notte di Pasqua. In Gerusalemme, guarito da Gesù, è la storia, una storia sorprendente di un uomo che passa dalla cecità fisica alla visione della prima luce che gli mostra la bellezza delle cose, delle creature, e da questa luce alla illuminazione della il Messia del Padre. A Gerusalemme nel mese di settembre si celebrava la festa delle capanne o dei tabernacoli. Era la festa più popolare delle feste giudaiche e ricordava la permanenza del popolo eletto nel deserto durante il tempo dell'Esodo. Era una festa piena di luce, durante una settimana, durante la quale la spianata del Tempio era sempre illuminata. In questo contesto di luce Gesù si trova a Gerusalemme e dichiara ai suoi discepoli: io sono luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma della vita. Dopo questa dichiarazione solenne, Gesù dà un segno concreto che lui è luce, e con questa luce, che questa luce illumina ogni cosa. Il segno scelto da Gesù è la guarigione del cieco nato di Gerusalemme. Mi racconta che Gesù, passando per strada con i discepoli, vide un uomo cieco seduto per terra che chiedeva l'elemosina. Di sua iniziativa Gesù prende cura del cieco, che è venuto, come dice il profeta, per curare tutte le nostre infermità. Per essere cieco non poteva, e Gesù interviene gratuitamente e col suo potere messianico guarisce il cieco. Con la sua saliva impasta del fuoco, lo spalma sugli occhi del cieco con un gesto che potremmo interpretare in molti modi, ma che richiama l'atto della creazione del primo. E poi dice al cieco di andarsi a lavare alla piscina di Siloè, in Gerusalemme. Cieco obbedisse a Gesù. Gesù era stato l'unico che si era occupato della sua disgrazia. L'uomo va a lavarsi e ritorna felice con gli occhi che vedono. Il cieco è guarito. Miracolo riempie di stupore tutti i presenti che hanno visto, ma non tutti sono d'accordo. Alcuni giudei presenti non vogliono credere al miracolo perché non credono in Gesù. C'è un preconcetto che li conduce e riempiono di domande il cieco, che continua a dire: loro sono proprio io quel cieco che arriva e ora lui
Gesù che mi ha guarito. Allora i giudei conducono l'uomo dai farisei, che sono le autorità di Israele, quel giorno che Gesù è il cieco, guarito il cieco, giorno di sabato. I farisei vogliono sapere tutto di Gesù, raccontato da chi era stato guarito, e la condanna non si fa tardare. Quest'uomo non viene da Dio perché non rispetta il sabato. Chiedono al cieco: che cosa ne pensi? E il cieco risponde: è un profeta. Interrogato anche i suoi genitori, chiedono ancora al cieco guarito: dà gloria a Dio che quest'uomo è un peccatore. E quell'uomo, con una semplicità, risponde: io non so se Gesù è un peccatore. Io so che ero cieco e ora vedo. Gesù mi ha guarito. Farisei, vistisi presi in giro, cacciano quell'uomo dalla sinagoga. Gesù, venuto a sapere che il cieco era stato dai farisei, incontrando la domanda: tu credi nel figlio dell'uomo? Quello risponde: e chi è perché io creda in lui? E Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. E quell'uomo: credo, Signore, si prostrò davanti a Gesù. Cieco dalla nascita, incontrando Gesù, ha trovato la gioia, ma insieme ha meritato il dono di vedere lontano, il dono della fede, vedere lontano. Ora cammina sicuro fra le molte cose che non conosceva, e riconosce e ringrazia la potenza di Dio che si è rivelata in Gesù. Gesù è la sorgente della luce che è fede. È Lui la ragione della nostra fede. Quella fede l'ha consegnata accesa nelle nostre mani il giorno del nostro battesimo, perché illumini la nostra vita, il nostro cammino. E per concludere, Paolo, come l'abbiamo sentito nella seconda lettura, scrivendo ai fratelli di Efeso, li sintetizza con queste parole la nostra fedeltà, che dolore. Fratelli, un tempo eravate tenebre, ora siete luce del Signore. Figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Miei fratelli, per noi che ci stiamo preparando per la Pasqua, Signore ormai vicina. Facciamo insieme la professione apostolica.
Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio, fisso morto, discese agli inferi, terzo giorno è risuscitato. Dio Padre, di là verrà giudicato la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra preghiera a Cristo, che illumina il mondo e dirama le tenebre dei nostri cuori. Diciamo insieme: Signore, luce delle genti, ascoltaci. Signore, luce delle genti della Chiesa, chiamata in missione di annunciare Cristo, luce e speranza delle genti, noi ti preghiamo. I missionari martiri, che con il loro sacrificio vivificano la luce della fede e la fiamma della carità, in un mondo lacerato da ingiustizie e discordie, noi ti preghiamo. E illuminati dalla grazia di Cristo a difendere e promuovere in ogni circostanza la dignità della persona umana. Preghiamo. Si sentono abbandonati, stanchi e per noi chiamati a dare conforto ai poveri che incrociano il nostro cammino. Noi ti preghiamo. Per noi battezzati, che viviamo nella luce del tuo Figlio, chiamati ad essere segno e portatori del tuo amore, noi ti preghiamo. Signore Gesù, accogli la nostra preghiera, di luce nel cammino, la tua parola diradi le tenebre del dubbio e accenda in noi la speranza del bene. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo preservi per noi, cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, l'opera che diventi per noi bevanda di salvezza. Codice gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Potente.
doni della redenzione eterna, concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità ricca d'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'esodo attraverso il deserto quaresimale, perché hai la montagna con il contrato prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza dei tuoi prodigi. Per mezza, se per gli angeli proclamiamo la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni damo questi doni con la rugiada diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il uovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È il mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra,
è qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi la nostro vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri addormentati nella speranza della risurrezione. Misericordia, ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donati alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono Gesù Cristo, tuo Figlio, per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sua parola, preghiamo il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi come anche noi ti rimettiamo i nostri, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da un momento, la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore, hai detto ai tuoi apostoli, faccio la pace, la mia pace, i nostri peccati, ma della tua Chiesa, donare unità e regni nei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello del mondo, abbi pietà di noi, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Mi guardino per la vita. Canto numero 469.
Risplendi mio sole, luce ai miei passi, ti voglio, Signore. Tu sole vivo, per me sei Signore. Vita e calore diffondi nel cuore, la tua parola sveglia il mattino e mi richiami alla sera con te. Tu per me sei Signore, vita e calore di ogni cuore. Sulla mia sina alza mio sole, splenda d'amore, di luce per te. Tu sole vivo e sei vita e calore diffondi nel cuore. Preghiamo. O Dio che illumini ogni uomo, che mondo fa risplendere
voi la luce, siano conflati così cuore sincero, qualunque le tenebre del mondo, concedi loro, liberati da ogni male, di giungere ai beni eterni per Cristo nostro Signore. E la benedizione potente, misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Passo un paio di avvisi, prosegue in santuario la Via Crucis, alle ore 18. Domenica prossima ci sarà la colletta nazionale come segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni materiali e spirituali delle popolazioni terremotate della Siria e della Turchia. Le offerte raccolte durante le Sante Messe saranno destinate a questa iniziativa. Sempre domenica 26 l'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma proporrà alle porte della Chiesa uova di Pasqua per raccogliere per la ricerca. La messa è finita, andiamo in pace. A tutti una buona domenica. 471. Tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. La tua veste candida come la neve, e il tuo volto come il sole. Sei Maria, che macchia d'origine non è in te. Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia di Israele, tutta bella sei Maria, che macchia d'origine non è in te. Tu avvocata dei peccatori, madre di misericordia, tutta bella sei Maria, che macchia d'origine non